Voglio però distinguere in un certo senso questa mia relazione in una parte un po' più, spero non noiosa, ma tecnico-economica, che è fondamentale perché noi dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando. E in una parte invece più politica, come mi è stata richiesta, come mi compete per certi versi. E anche perché si fa molta confusione. Si dice per esempio che la moneta fiscale fa passare l'euro da moneta unica a moneta comune. Che differenza c'è tra moneta unica e moneta comune? Una moneta unica è l'unica moneta che può essere usata per scambiare beni e servizi in un determinato spazio produttivo. La moneta comune invece è una moneta che viene usata per l'esterno, è una moneta che viene usata in comune fra più aree valutarie, ciascuna delle quali però può usare anche la propria, quindi con una doppia circolazione. Non vi sembri una cosa strana, nei mercati finanziari c'è stata per 20 anni circa una doppia circolazione, una moneta comune, che era il cosiddetto ECU, European Currency Unit, che non veniva coniato, cioè la gente comune non lo vedeva, però esisteva e come, rispetto al quale tutte le monete europee potevano oscillare all'interno di una certa banda. Quindi la moneta comune è esistita, non è vero che non è esistita. Perché però oggi si parla tanto di moneta fiscale? Si parla di moneta fiscale, dobbiamo riconoscere le cose come stanno. Da quando alla fine di marzo sul blog di Beppe Grillo un certo Zezza ha introdotto questo tema e da quel momento in poi questo tema è oggetto di discussione nazionale e internazionale. Facciamo così e non se ne parla più, se no qua ogni 5 minuti ci interrompo. Dicevo, nazionale e internazionale, nelle recenti elezioni politiche francesi, ad esempio, hanno parlato di moneta fiscale sia la Le Pen sia Mélenchon, cioè i due estremi che sono stati sconfitti perché ha prevalso, come sapete, l'ortodossia europea con Macron, ma sconfitti vorrei dire con onore perché tutto sommato messi insieme costituiscono ormai quasi la metà dell'elettorato francese e anche in Italia se ne parla sempre più spesso con accezioni diverse. Il Movimento 5 Stelle ne parla, anche se non ha scelto che tipo di moneta fiscale fare, Forza Italia ne parla in maniera piuttosto confusa ma ne parla, la Lega ne parla soltanto come strumento transitorio per uscire dall'euro, mentre il Movimento 5 Stelle vuole una moneta fiscale per restare nell'euro. Ci sono tutte queste sfumature, però in effetti tranne la riserva indiana del Partito Democratico che considera l'attuale il migliore dei mondi possibili, quindi un mondo che non si deve toccare perché va tutto benissimo, non c'è disoccupazione, non c'è nessun disagio economico, la pressione fiscale è sopportabile, tutto il resto del mondo politico è diviso su tutto ma è unito su questo. Ma che cosa è tecnicamente una moneta fiscale? Perché non dico moneta complementare e dico moneta fiscale? Perché è un tipo di moneta complementare. Monete complementari ce ne sono tante, e ci sono anche tanti tipi di moneta fiscale, però la moneta fiscale è una moneta che fondamentalmente è un titolo emesso dallo Stato che è buono per poter pagare i tributi. Il problema principale delle monete complementari è quello della loro accettabilità. Chi li riceve li accetta? Li accetta soltanto se li può spendere al supermercato, altrimenti sono i soldi del Monopoli. Il certificato di credito fiscale è buono, fra virgolette, solo per pagare l'IVA, l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP. Però io vorrei vedere quale commerciante che ogni mese è assillato dal non sapere dove andare a prendere i soldi per poter pagare l'IVA se non accetta uno strumento che è buono per pagare l'IVA. E nel momento in cui è accettato da tutti i commercianti, è accettato pure dai supermercati e dal McDonald's. Tutti, diciamo in latino, absit in iuria verbis, cioè senza sbagliare a parlare, diciamo tradotto un pochettino in lingua madre. Quindi una volta che è adottato da tutti diventa di fatto, non di diritto, moneta. Attenzione, di fatto, perché l'Italia non può battere moneta legale senza rompere i trattati europei. Ma questa moneta fiscale sarebbe pur sempre una moneta fiduciaria, cioè può arrivare ciascuno di voi e dire no, io non la voglio, io voglio essere pagato in euro. Però la forza di una moneta fiscale, cioè una moneta che viene accettata per pagare le tasse, è tale che su base fiduciaria naturalmente sarebbe accettata da tutti. Per evitare, uno dice, ma allora noi cosa avremo nel portafoglio? Monete di un tipo, monete... No, noi avremo soltanto gli euro. Tra l'altro la moneta fiscale è agganciata uno a uno con l'euro.
e tra l'altro sarà riportata su cartoncini elettronici, un po' come le carte di credito e i bancomat, per cui la gente neanche se ne accorge che quando va a fare la spesa sta usando, o quasi non se ne accorge, sta usando moneta fiscale nazionale anziché la moneta europea. È quasi la stessa cosa. Uno potrebbe dire, ma e se poi viene attaccata dalla speculazione? È inattaccabile, perché per come è stata concepita la moneta fiscale è inconvertibile in euro. L'inconvertibilità è un elemento essenziale, cioè non potete andare con la moneta fiscale alla Banca d'Italia e a dire io qui ho 100 euro di moneta fiscale, voglio 100 euro in banconote. No, non lo potete fare, perché se lo poteste fare sicuramente l'indomani i mercati finanziari attaccherebbero questa moneta per scopi speculativi, facendone abbassare il corso rispetto all'euro, e soprattutto perché se fosse convertibile in euro diventerebbe debito e quindi lo Stato non la potrebbe emettere perché violerebbe i trattati europei. Nel gruppo della moneta fiscale, personalmente io sono stato la persona che ha studiato gli aspetti giuridici della moneta fiscale. Da un punto di vista giuridico, i trattati europei considerano debito soltanto quei titoli ai quali corrisponde un debito di moneta legale, cioè il portatore si presenta in Banca d'Italia e vuole piccioli. Siccome la moneta fiscale non ha questa caratteristica tecnica, non è tecnicamente un debito. Abbiamo mandato molti quesiti alla Banca d'Italia per dire dimostrateci che è un debito con i regolamenti Eurostat e sono confusi, non sanno risponderci, non sanno cosa dire, perché effettivamente questa moneta non crea debito. Quindi a che cosa serve questa moneta? Questa moneta serve per spezzare quei vincoli capestro dell'austerità europea che sono state imposte fondamentalmente dai mercati finanziari e dalla Germania, dalle potenze del nord Europa o del centro Europa, per strangolare i paesi periferici, in particolare i paesi mediterranei. Con questo strumento lo Stato potrebbe naturalmente destinarne una parte a spesa sociale, a sostegno al reddito, a sostegno alla disoccupazione, o in parte agli imprenditori che vogliono accettarlo, darla come elemento aggiuntivo nelle spese per investimenti. Avrebbe un solo limite: non può essere, fra virgolette, spesa fuori dai mercati nazionali, perché un titolo che è buono per pagare le tasse in Italia non è buono per pagare le tasse in Francia, e questo ne ridurrebbe in parte la PIL, ma molto in parte, perché non spesso noi andiamo a fare la spesa a Parigi o a Londra. Per questo tipo di... A Londra tra l'altro ormai si sta salutando e comunque non all'euro, ma se andremo a Parigi o a Francoforte dovremmo fare una provvista di euro veri. La moneta fiscale in questo senso servirebbe a poco. Questo sarebbe l'unico limite. Si potrebbe dire, ma se è una cosa più facile perché non ci pensano gli altri? Il problema è proprio questo. Ci sono oggi, di fronte a proposte scientifiche con diciamo una dimostrazione anche tecnica che questa cosa funziona, da un lato i soloni che vogliono difendere lo statu quo, e ora dovremmo chiederci perché vogliono difendere lo statu quo. Perché se questo tipo di moneta fiscale si diffonde in tutti i paesi europei, l'euro sopravvive come moneta comune, anzi per certi versi si rafforza nei confronti dei mercati internazionali, però non ci possono strangolare più, non possono più portarci la Tari a 600 euro l'anno, non possono più portare l'IVA al 25%, non c'è più la clausola del patto di stabilità. Loro l'euro l'hanno fatto per questo, non perché ci volevano bene, l'hanno fatto esattamente per strangolarci, e quindi voglio dire, i nemici di questo ci sono, e poi ci sono i tromboni universitari che di fronte allo smacco di un'idea che funziona e alla quale non avevano pensato loro, si arrampicano sugli specchi per dire che non può funzionare, che sono come per ridicolizzarla senza rispondere mai nel merito delle questioni. Questo però per quel che riguarda l'Italia. E la Sicilia? Che c'entra la Sicilia? Ora il problema qual è? Che l'Italia non è in area valutaria ottimale con la Germania, ma la Sicilia e il Sud sono in area valutaria ottimale con il resto d'Italia? No, non lo sono mai stati.
Esiste una teoria scientifica, non vi voglio annoiare con le teorie scientifiche, che è quella delle aree valutarie ottimali, che significa che se due economie troppo diverse vengono messe insieme sotto un'unica valuta, l'unico modo per non far esplodere il sistema è che dalla parte più ricca ci sia un continuo flusso fiscale verso la parte più povera. Ora, a parte il fatto che è al contrario, esattamente, in Europa questo non accade. In Europa, se un paese è in difficoltà come la Grecia, il Portogallo o l'Italia, non c'è nessun trasferimento fiscale, gli si fa un prestito come fanno i migliori usurai. Se sei in difficoltà ti presto i soldi a usura, ma dovendo poi ripagare i soldi con l'usura, come ci si riprende? Non ci si riprende mai. Ma anche in Italia, prima dell'euro, la lira, va detto con coraggio, era una moneta sbagliata. Era una moneta che polarizzava tutta la ricchezza verso la parte settentrionale del paese. Gli amici settentrionali questo storicamente lo devono accettare, perché la questione meridionale prima del 1860 non esisteva. È stata l'Unione Economica e Monetaria Italiana che ha creato la colonia interna o le colonie interne, il sud, la Sardegna, la Sicilia, e ha creato queste colonie interne anche grazie a un drenaggio monetario che data 1861. Quindi noi non possiamo dire torniamo alla lira e torniamo alla cassa per il mezzogiorno e abbiamo risolto il problema. Potremmo tornare a quel vecchio assistenzialismo che non ha creato sviluppo. La Sicilia, per le sue caratteristiche geografiche, economiche ed istituzionali, ha la possibilità e direi il diritto di avere una moneta fiscale propria, e lo dico con cognizione di causa. Lo statuto, che io oggi reputo per certi versi inattuabile con i partiti italiani, ma su questo ci andiamo ora sul piano politico, prevede all'articolo 36 la totale devoluzione del gettito tributario alla Regione come se fosse uno Stato, con un'eccezione per lo Stato nel secondo comma dell'articolo 36, dove si dice allo Stato gli spettano questi 3 tributi per le spese comuni. E all'articolo 37 prevede la totale devoluzione degli uffici finanziari nella Regione. Quindi noi, come uno Stato sovrano, dovremmo avere il nostro fisco, la nostra agenzia delle entrate e i nostri tributi, e questo dentro la Costituzione del 1947, non in ipotetici moti separatisti. Il fatto che non si sia mai fatto, che si sia fatto in maniera distorta, non significa che questo diritto l'abbiamo perduto. Il fatto che il 20 giugno il signor Crocetta ha regalato il 29% della nostra IRPEF all'Italia e il signor, sottolineo signor, Sergio Mattarella non ha rilevato nessun profilo di incostituzionalità in questo decreto e lo ha firmato, rappresenta solo un tradimento del popolo siciliano, ma non rappresenta in nessun modo un diritto dello Stato italiano di continuare a saccheggiare le nostre risorse per poi accusarci a telecamere riunite e a giornali riuniti di essere i mantenuti dell'Italia. Siamo noi che manteniamo l'Italia e abbiamo diritto ad andarcene quando sono stanchi di mantenerci. Ma si guardano bene dal farci andare alla RAI, perché noi andremo a raccontare i conti dei rapporti tra Sicilia e Italia per come sono veramente e non per come ce li raccontano i vari Giletti e altri mantenuti dal sistema. Comunque, a parte questo, noi abbiamo sulla carta questa autonomia tributaria, noi abbiamo i poteri di uno Stato dal punto di vista fiscale e quindi abbiamo quello che può fare l'Italia o che può fare la Francia, lo dobbiamo fare noi, e noi lo dobbiamo fare. Perché se oggi in Italia ci si scandalizza che la disoccupazione giovanile è al 30%, l'ho persa di vista, in Sicilia è al 70%, neanche nei territori palestinesi occupati è così alta la disoccupazione giovanile. E di fronte a questo la Sicilia ha diritto a terapie shock senza che vengano fatte passare per privilegi. Naturalmente questi strumenti di politica economica, il mio amico Biagio Bossone dice: ma glieli vuoi dare a Crocetta in mano? Non sia mai, non sa ma Dio. Un altro elemento imprescindibile di questo passaggio è spazzare via tutta la marzamaglia dei rappresentanti dei partiti italiani in Sicilia e mandarla a casa per sempre. Ora, noi cosa potremmo ottenere con questo? Dentro i confini della Costituzione italiana, purtroppo, e dentro i confini del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che prevede status speciali per le regioni insulari, ce l'hanno le Canarie, ce l'hanno le Azzorre, ce l'ha Madeira, ce l'ha la Corsica, solo la Sicilia, persino le isole greche hanno l'IVA agevolata, solo la Sicilia e la Sardegna, con effetti disastrosi, non hanno una fiscalità di vantaggio in tutte le regioni insulari europee che non sono state. Ebbene, noi cosa potremmo fare?
noi potremmo, con una moneta fiscale che è spendibile solo in Sicilia, favorire la filiera corta, quindi favorire lo sviluppo dell'impresa in Sicilia, con ricadute positive innanzitutto sulla qualità della nostra alimentazione e quindi sulla spesa sanitaria, perché se noi cominciamo a mangiare siciliano anziché mangiare porcherie, cominciamo a stare meglio e la regione risparmia pure soldi per la sanità. Secondo, noi favoriamo la filiera corta e quindi favoriamo l'occupazione locale, il reddito locale e favoriamo anche il gettito per la regione, perché aumentando la produzione locale aumenta pure il gettito locale, quindi diventiamo in sostanza un paese normale. Per questa ragione noi siciliani liberi abbiamo messo fra le 4-5 cose fondamentali del nostro progetto di Sicilia zona economica speciale, che noi consideriamo propedeutico all'indipendenza perché siamo realistici e comprendiamo che un'indipendenza domani mattina non è attuabile se prima non si cominciano a sanare i danni secolari della dominazione italiana in Sicilia, perché di questo si deve parlare e se non si accompagna con il ricambio politico che dicevamo. Nel progetto Sicilia Zona Economica Speciale la moneta fiscale è, insieme alla fiscalità di vantaggio, insieme alla devoluzione integrale dell'Agenzia delle Entrate, è uno degli elementi qualificanti. Ma qui mi sposto e mi avvio alla conclusione, agli aspetti più strettamente politici della questione. Noi il progetto ce l'abbiamo, stiamo raccogliendo delle firme nei gazebo oggi che abbiamo in giro per la città, stiamo raccogliendo firme per la zona economica speciale, speriamo che su questo si possa trovare anche una convergenza con gli unitari, perché vedete la moneta fiscale, questo vale anche per l'Italia, può essere vista in due modi, o come transizione per l'Italexit, per uscire dall'euro, oppure come modo per rendere l'euro sostenibile. Però questo secondo passaggio non attiene più all'economia, attiene a scelte politiche. Vogliamo stare in Europa, non vogliamo stare in Europa, e quindi su questo possiamo anche non prendere posizione, nel senso che è una cosa che verrà dopo, perché questo ci unisce. Però noi riteniamo che la specifica soluzione alla questione siciliana non possa avvenire affidando questa petizione, con tutto il rispetto, ai partiti italiani che oggi al 100% rappresentano la deputazione siciliana in Assemblea regionale siciliana e alla Camera e al Senato. Perché queste persone noi le conoscevamo. Caro Beppe, io per tanti anni, dal 2001 al 2014, con una breve parentesi nel 2007, non ho voluto fare politica, ho voluto fare il professore perché non mi sentivo vocato alla politica. Andavo nelle anticamere dei deputati, porgevo lo statuto umilmente a questi califfi che credevano di rappresentarci, di tutti i partiti, compreso il Movimento 5 Stelle, e tutti mi hanno fatto fare sempre anticamera, mi hanno guardato sempre con l'occhio mezzo chiuso, come a dire: professore, lei non ha capito niente di politica, noi sì che la capiamo, e io dovrei affidare a questa gente il futuro dei nostri figli. Ma mai e poi mai si potranno realizzare queste cose soltanto quando ci sarà un partito siciliano in Assemblea regionale e al Senato della Repubblica, perché alla Camera ce l'hanno tolto il diritto di voto. Ecco il senso politico che tu mi chiedevi, Beppe, e che io do a questo incontro, perché noi non possiamo in nessun modo affidare la soluzione della questione siciliana a chi ha distrutto la Sicilia. E non possiamo nemmeno, e qui davvero chiudo, limitare la nostra rappresentanza siciliana ad aspetti puramente folcloristici, ad aspetti che guardano al passato, ad aspetti che guardano agli anni 40, ad aspetti che guardano ai Borbone, ad aspetti che... Basta! Siamo nel XXI secolo, parliamo di economia, parliamo di lavoro, parliamo di sviluppo, parliamo di Sicilia zona economica speciale, con il progetto ultimo di rendere la Sicilia uno Stato sovrano e indipendente.